Parcheggiare a Gorizia conviene, soprattutto se sei cittadino italiano di origine slovena. Sconti, promozioni natalizie? Ma che? Da oggi si può parcheggiare nelle aree blu senza pagare. Un cittadino goriziano, italiano a tutti gli effetti, parcheggia l'auto, non prende il biglietto e va tranquillo a fare le sue cose. Al suo ritorno trova sul parabrezza la sgradita sorpresa: una multa per aver parcheggiato senza pagare e esporre il biglietto, come recita la cartellonistica stradale. Allora fa ricorso e il giudice gli dà ragione. Il motivo? Nella cartellonistica stradale presente sulle macchinette predisposte per il pagamento manca la dicitura slovena, seppur ci sia la possibilità di interagire con lo strumento, oltre in lingua italiana, anche in inglese, tedesco e francese. Ma la persona al centro della vicenda ha un alibi di ferro. Lui è sì cittadino italiano, ma appartenente de facto e de jure alla minoranza slovena, dunque tutelato dalle norme vigenti in terra italica. Sta di fatto che la norma però sfavorisce quei goriziani appartenenti alla minoranza friulana, perché ci sono leggi 38 di serie A e di serie B. In Slovenia la segnaletica stradale e macchinette sono in esclusiva lingua madre locale, dunque per un cittadino sloveno ma appartenente alla minoranza italiana e friulana, in caso di non pagamento della sosta, la contestazione non passa nemmeno per l'anticamera del cervello, perché non solo perde il ricorso, ma la cosa costerebbe salatamente. Cosa dire? Siamo sempre in Italia e non nella ex Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, dove tutto è possibile e niente impossibile.